Interrogazione al Consiglio regionale del Veneto, interrogazione anche al governo sul carcere di Padova e Bufera dopo il secondo suicidio in 3 giorni, così la deputata PD Rachele Scarpa. Al governo noi chiediamo delle soluzioni diverse per gestire l'emergenza sovraffollamento, perché non possiamo più accettare che le persone muoiano tra le braccia dello Stato. Noi avevamo proposto ancora a suo tempo e sostenuto la PDL Giachetti che proponeva una liberazione anticipata consistente. Il governo ha voluto scartarla, ma le soluzioni che sta presentando non sono evidentemente efficaci. La sezione di Padova, che adesso è stata svuotata, quei 20 posti che sono stati liberati trasferendo i detenuti della massima sicurezza, verrà riempita con il doppio delle persone. Quindi avremo ancora più sovraffollamento. Preoccupazione anche dalla Presidente della Corte d'Appello di Venezia alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. I suicidi sono proprio l'espressione del malessere della popolazione carceraria e noi sappiamo che la pena ha anche una funzione risocializzante e non solamente punitiva o deterrente, ma appunto risocializzante. E in questa situazione soprattutto le persone più fragili si trovano in difficoltà. Non è di stretta competenza della Regione, precisa il Presidente del Veneto Alberto Stefani, che si sta già confrontando con il Governo. Ho già sentito oggi il sottosegretario Andrea Ostellari, stiamo facendo un lavoro insieme per incentivare ovviamente la possibilità che ci siano nuovi posti di lavoro nei carceri, ma soprattutto nuove condizioni di vita, migliori condizioni di vita per quanto riguarda ovviamente i detenuti, che questo rappresenta sicuramente un aspetto necessario per un paese civile. Oltre a questo ovviamente nei prossimi giorni so che il Ministero interverrà anche in maniera specifica.